Bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, all'elenco di associazioni diciamo pseudo-progressiste, in realtà neoscurantiste, che alzano un coro pro Ayatollah, se ne unisce una particolarmente straniante, una per cui il controsenso è quantomeno doppio, se non triplo o quadruplo, almeno in teoria. Parliamo, rullo di tamburi, dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, che è da ormai lustri un attore politico che fiancheggia la sinistra più radicale, con all'interno dei bei controsensi. Facciamo solo notare un dato anagrafico: il presidente Pagliarulo è nato dopo la guerra, quindi come dire, non crediamo abbia partecipato alla resistenza in montagna, essendo nato mi pare nel 49. Ma al di là di tutto questo, il comunicato dell'ANPI sulla guerra Israele-Iran aggiunge una nuova creatura a questa galleria di pseudo progressisti, in realtà oscurantisti, e sono i partigiani per il nazi-islamismo. Andiamo a leggere. La segreteria nazionale ANPI condanna con gravissimo allarme l'aggressione di Israele nei confronti dell'Iran, in violazione di qualsiasi norma del diritto internazionale della convivenza tra i popoli, che sappiamo sono due stelle polari dell'azione dell'Iran degli Ayatollah. Il diritto internazionale della convivenza tra i popoli dal 1979, da quando c'è la Repubblica Islamica, sono proprio le due stelle polari dell'azione del regime iraniano. Sicuramente era in nome del diritto internazionale che l'orrenda teocrazia islamista degli Ayatollah ha creato, armato, sostenuto un asse del male che aveva tra i suoi tasselli Hezbollah, Hamas, gli sgozzatori di bambini, gli autori del pogrom del 7 ottobre, tra le altre cose, gli Houthi, il regime di Assad. Era un forum di soggetti che tenevano molto al diritto internazionale, e sicuramente il regime iraniano stava accumulando uranio per arrivare alla bomba atomica in nome della convivenza tra i popoli. C'è poi quel dettaglio che la convivenza tra i popoli prevedeva, dal punto di vista di Khamenei e soci, la cancellazione atomica dello Stato di Israele, ma sono dettagli per l'ANPI, che ovviamente fa la postilla come dire di rito. Non è in discussione l'odiosa natura teocratica e oscurantista del regime di Teheran. Beh, quindi punto, potrebbe finire qui la cosa, e come dire, ci si potrebbe augurare la riuscita dell'azione che mira, ove fosse possibile, a farlo cadere questo regime teocratico oscurantista. No, perché sono in discussione, secondo l'ANPI, i fondamenti della pace mondiale e della coesistenza fra popoli e nazioni con diverse forme di governo. Cioè si può convivere tra diverse forme di governo, tra la democrazia israeliana e il totalitarismo nazi-islamico di Teheran. Certo che applicando questa logica dell'ANPI uno potrebbe dire: vabbè, ma si poteva convivere con diverse forme di governo, tra cui il fascismo, voglio dire, il nazifascismo, il nazismo. Applicando questa logica formale o pseudologica, non si capisce perché la resistenza e l'insurrezione armata contro il nazifascismo. Si arricchisce il rischio di un nuovo conflitto globale, dice l'ANPI. E poi parla ovviamente di un G7 diviso e depotenziato dall'atteggiamento americano. Ovviamente c'è sempre una colpa americana: se Trump interverrà sarà colpa degli Stati Uniti, se Trump non interverrà sarà colpa degli Stati Uniti. Questa è una certezza presso certi anfratti dell'ultrasinistra, tra cui ormai l'ANPI. Tra l'altro viene da pensare che se fosse stato diverso l'atteggiamento americano nella seconda guerra mondiale, cioè se fossero rimasti a casa loro, crediamo che, non i partigiani dell'ANPI perché ormai sono scarsamente rappresentati, ma insomma i partigiani a cui si ispira l'ANPI da soli, crediamo che senza atteggiamento americano di quel tipo non sarebbero riusciti a liberare, diciamo, l'Italia. Poi ci si lamenta ovviamente della tensione internazionale e di tanta parte dell'Occidente, in particolare dell'Unione Europea, che non fa il suo dovere sostanzialmente. Poi si ricorda che l'aggressione all'Iran ha fatto scomparire sui media la tragedia indicibile di Gaza. No,
le cose sono ovviamente collegate e se c'è la tragedia di Gaza è perché ci sono gli sgherri nazi islamici di Hamas che hanno fatto il pogrom e usano la politica degli scudi umani e perseguono il sangue dei bambini palestinesi, rispondendo ai tagliagole in capo che sono i gentiluomini di Teheran. Quindi niente scompare, tutto è collegato, volevamo far notare ai signori dell'ANPI. E comunque si chiede ovviamente un appello alle forze sociali e politiche del paese affinché l'Italia richieda con forza la fine dell'aggressione israeliana all'Iran. Solo quello, non è che in parallelo chiediamo la fine del programma nucleare accompagnato dall'intenzione di cancellare Israele, la libertà per il popolo iraniano, i diritti elementari per le donne iraniane, la possibilità di un omosessuale iraniano di non essere impiccato perché è omosessuale. No, queste cose le lasciamo perdere, chiediamo solo la fine dell'aggressione israeliana. Quindi prendiamo atto che c'è questa nuova creatura dadaista, avanguardista, surrealista, e ormai, come dire, non ci son più parole all'altezza della cronaca, perché l'ANPI ci ha regalato e ci sta regalando i partigiani per il nazi-islamismo. Dovrebbe essere lo stadio finale, ma attendiamo fiduciosi che a sinistra si inventino qualcos'altro e nel frattempo a breve chiacchieriamo col direttore Vittorio Feltri. Vi aspetto.